Buongiorno cari amici e benvenuti nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi vedremo una stesa con i 3 classici mazzettini con le risposte per i miei amici dei gruppi e del canale, dei gruppi di Facebook e dei amici di Telegram. Bene cari amici, e il tema è sul lavoro, quindi 3 mazzettini, il vostro Marietto con le sibille e chiacchierini, e vediamo come verrà il responso. Quindi facciamo una mischiatina, chiaramente l'ho già mischiate precedentemente, tanto per fare la cosa più veloce, e vediamo un po' cosa ci dicono oggi le sibille chiacchierine. Bene, primo mazzetto, secondo mazzetto, vedete? E il terzo mazzetto, vedete, 3 mazzetti cari amici per la domanda come andrà il lavoro nei prossimi tempi. Quindi concentratevi bene, rilassatevi, mettetevi in posto tranquillo, cercate di entrare in vibrazione col vostro mazzetto e scegliete il mazzetto che più entra in vibrazione col vostro essere, col vostro sentire. Mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. 3, 2, 1, eventualmente fermate anche il video e concentratevi. Bene, facciamo il primo mazzetto su come andrà il lavoro, come sarà. Nemico, sospiri, morte, superbia, messaggio. Vediamo che questo primo mazzetto è un po' impegnativo, è un po', mettiamo le carte a favore di camera e vediamo qui, ripeto, nemico, sospiri, morte, superbia e messaggero. E qui vediamo subito che la situazione inizia con qualcuno che rema contro, noi che stiamo chiaramente sperando qualcosa di buono, però purtroppo questo nemico, scusate, vedete, nemico e morte ci porterà dei grandi dispiaceri, e quindi poi è seguito dalla superbia che chiaramente fa cadere un po' qualsiasi tipo di speranza e il messaggio. Quindi io vedo che questo nemico avrà in questo periodo la meglio, nel breve termine ci porterà veramente qualcosa che non ci piace, perché la superbia a questo punto non può altro che essere qualcosa che accentua questo problema, e il messaggio chiaramente sarà dato da questo cambiamento, squilibrio, che in questo caso qui è veramente pesante. Quindi questo nemico che noi abbiamo e che magari conosciamo e lo sentiamo, lo percepiamo, che può essere sia fisico che spirituale, insomma avrà la meglio. Bene cari amici, quindi il primo mazzetto è un attimino pesante, comunque non disperiamo, perché il vostro Marietto sapete che nel sito del capitano.altervista.org ha sempre i riquadranti gratuiti da dare che possono aiutare anche in questi casi. Bene, vediamo il secondo mazzetto: casa, viaggio, nemica, denaro e stanza. Mettiamo le carte a favore di camera. E il secondo mazzetto invece è positivo, perché vediamo casa, quindi sicurezza, cambiamento, una nemica che però gira intorno a noi, però vediamo anche denaro, con viaggio e cambiamento, e vediamo anche stanza, posto sicuro. Quindi per chi ha intrapreso un'attività, per chi o vuole intraprendere un'attività e ha scelto il secondo mazzetto, deve solo stare attento alla nemica, ma tutto il resto, il cambiamento c'è, la casa a posto sicuro c'è, consolazione, e vediamo stanza che è simbolo con denaro chiaramente di ottima riuscita, perché parte con casa, chiude con stanza, tutto quello che è in mezzo, cambiamento e nemica, influiscono poco, anche perché prima della stanza abbiamo denaro. Quindi il secondo mazzetto, per chi ha scelto il secondo mazzetto per il lavoro, sicuramente le sibille sono propositive e dicono di stare attenti solo a una persona che però non influirà più di quel tanto. Vediamo il mazzetto numero 3, le sibille il mazzetto numero 3, per chi ha deciso: prigione, fortuna, malinconia, amore e sacerdote. Mettiamo a favore di camera
le sibille, vediamo che all'inizio con questa prigione, ripeto anche le carte, prigione, fortuna, malinconia, amore e sacerdote. Vediamo che chi ha scelto questo mazzetto, vediamo che magari per questo lavoro, per questa attività ha perso un pochettino di brio, si sente un po' legato, però la fortuna vedete che parla chiaro, la fortuna non molla, è sempre con voi, anche se voi vedo che non ci credete perché sembra che avete perso la felicità, però guardate un po' cosa succede, c'è l'amore in questo caso del denaro, cioè del lavoro, scusate, che porta chiaramente tutto positivo, perché l'amore, la vitamina A, non la può fermare nessuno, quindi in questo caso, visto che si parla di lavoro, farete anche le cose giuste, perché dopo l'amore segue subito il giurista, il sacerdote, e fa le cose giuste. Quindi il terzo mazzetto, io direi fortuna, amore, tutti i vostri pensieri di legamento, di malinconia vengono superati da fortuna, amore e sacerdote, perché fa le cose giuste. Alla fine voi col terzo mazzetto si vede che farete le cose giuste e vi porterà fortuna e denaro, denaro, perché in questo caso qui amore prende il posto del denaro, perché avete lo stimolo giusto e siete sui binari giusti per fare questo lavoro o attività. Insomma, questo business che voi avete deciso di fare è il mazzetto giusto per fare qualsiasi cosa, perché ormai la fortuna non la può fermare nessuno, e tantomeno l'amore. Bene, cari amici, anche il terzo mazzetto è fatto, quindi io direi che le sibille chiacchierine ci hanno detto che il primo mazzetto un po' in salita, il secondo mazzetto molto buono, il terzo mazzetto fortuna e amore dice tutto. Bene, cari amici, il vostro Marietto Veneziano vi saluta, vi chiede, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di De Garda e Marietto di Veneziano, e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook, dove trovate appunto questa possibilità di scegliere i 3 mazzetti delle stese. Cari amici, vi chiedo anche di venirci a trovare nei gruppi di Telegram, e se avete un like che vi scappa in più, non vi serve, datelo pure a questo canale. Grazie e alla prossima, ciao.